siamo qui ancora, questa volta, tanto per cambiare, apriamo con E4. Questo prende il nome di difesa francese. Il nero ci permette di occupare il centro. Ecco, tutte le volte in cui tu puoi spingere questi due pedoni centrali lo dovresti sempre fare, perché il controllo del centro è importantissimo. Ora, qui questa uscita prematura di regina è un trucchetto perché il nero vuole che noi andiamo a provocare questa regina, quando in realtà la regina si mette qui perché vuole attaccare il pedone centrale in E4, quindi è veramente una provocazione. Quindi ora purtroppo non possiamo andare ad attaccare la regina, ma dobbiamo pensare a difendere questo pedone. Ancora una volta, su ogni mossa del tuo avversario devi dire qual è la sua intenzione. La sua intenzione è attaccare questo pedone, quindi perché no andare a difenderlo? Ora, se lo difendo col cavallo magari mi possono arrivare inchiodature che mi possono rompere le scatole, quindi sai che ti dico, potrei difenderlo quasi con l'alfiere. Difendo con l'alfiere, alla prossima metto cavallo F3 che minaccia anche la regina e sono pronto per arroccare. Quindi ho già sviluppato l'alfiere, alla prossima sviluppo il cavallo e poi arrocco. Devo dire che sto in una botte di ferro. Ora, supponiamo che io sviluppi il cavallo, perché ora lui ha mosso il cavallo e ora ci sono due attaccanti su questo pedone, quindi ancora una volta, perché il mio avversario ha fatto quella mossa e che cosa ha in mente? Se ora io faccio finta di nulla di questo attacco, perché ci sono, ripeto, due attacchi qui sopra e devo prendere provvedimenti, se faccio finta di nulla con cavallo F3, è vero che al momento attacco la regina è più importante, ma questa regina forse poi andrà in G4 e da G4 continuerà ad attaccare qui e continuerà ad attaccare G2, quindi non so se è una mossa veramente forte. Allora sai cosa ti dico? Difendo ancora a questo punto. Non cavallo C3 perché poi può arrivare, ripeto, alfiere B4 che mi blocca il cavallo si dice che è inchiodato, non può muoversi, non è un vero difensore di questo punto, ma lo metto in D2. D2 difende questo punto e in caso di alfiere B4 io posso difendermi con pedone C3. Ora c'è l'attacco sul punto G2, in realtà adesso c'è questo punto, avendo messo davanti il cavallo, diciamo l'alfiere non tiene più quella casa, ma non sono comunque preoccupato, potrei giocare donna F3, che mi sembra interessante, ma potrei giocare probabilmente anche G3. Magari non è la mossa migliore in assoluto, ma G3 può sembrare carina. In genere questi pedoni della Rocco sarebbe meglio non muoverli mai, o gioco donna F3 e poi cavallo H3 e poi arrocco, che forse è un po' meglio, oppure decido di giocare in modo più cattivo con G3, F4. Ok, facciamo che gioco in modo tradizionale senza troppi problemi. Fammi vedere, donna F3, cavallo qui, attacca a questo punto, devo giocare C3, va bene. Ho deciso di giocare in questo modo. In più c'è un'altra considerazione da fare, che qui ci possono essere attacchi di scoperta sulla donna. Attacchi di scoperta, ok, quindi quel giorno in cui io toglierò il cavallo c'è l'attacco di scoperta. Ora mi attacca qui, questo non è un attacco che mi fa paura, anzi mi dà una mano perché io consolido la mia catena di pedoni e in più ora questo alfiere se ne deve andare, quindi queste non sono mosse buone. Fate mosse, ragazzi, che non possono dare una mano al vostro avversario, fate mosse che non diano una mano al vostro avversario. Ora qui ha cercato di complicare il gioco, ma bisogna sempre calcolare. Io credo che perda un pezzo gratis e basta. Io catturo l'alfiere, lui mi cattura qui e io ho 1, 2, 3 difensori su quel punto, lui ha solo 1 e 2 attaccanti, quindi ne consegue che vinco io la sfida. Anzi, dopo che catturerò l'alfiere è un pezzo gratis, come ti dicevo, fino ai 1000 punti si vince semplicemente approfittando degli errori dell'avversario. Ora lui cerca ancora complicazioni, allora visto che a lui piace complicare il gioco e probabilmente vorrà arrivare qui con l'alfiere, ma che non sarà una roba mortale, non mi creerà troppi problemi, io posso creare un po' di problemi a lui, per esempio con... Mi piacerebbe fare un attacco di scoperta. Mi piacerebbe davvero, solo che poi perdo il controllo su questo punto, quindi questa la lasciamo ancora per dopo.
Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Possiamo fare H4, forse è carina, perché la sua donna è quasi, diciamo quasi in trappola. H4 è carina, solo che dopo questo alfiere non si può più scacciare. H4 è molto carina, ho deciso che la farò. Allora, ogni spinta di pedone crea delle debolezze, e questo è chiaro, soprattutto le spinte di 2 caselle. In questo caso io gioco sul fatto che questa regina non ha molte case dove andare. Ok, se andrà su una di queste caselle la cambierò con la mia regina, tanto sono in vantaggio di materiale e noi sappiamo, ok, ora segue un cambio. Io prendo la regina, lui mi prende la regina, ma ha calcolato male ancora una volta, perché io gli ho catturato la regina con un pedone. Tra l'altro questo pedone non potrà essere catturato. Lui mi catturerà la regina con un pezzo e io dopo gli catturerò il pezzo, quindi guadagnerò un altro pezzo. Quindi attenzione quando dici ok, questo è un cambio di regine, regina contro regina, regina contro regina, no, perché alla fine dei cambi io guadagnerò anche il suo alfiere. Quindi andrò ancora più in vantaggio. Ora non deve pensare a togliere questo cavallo, ma deve mangiarmi la regina, perché ha appena perso la regina, non so perché sta pensando troppo. Quindi attenzione ai calcoli, agli errori banali. E avete visto, io sto vincendo semplicemente, ok, abbandonato, semplicemente perché ha fatto degli errori. Quindi rivediamo la partita. Lui mi ha lasciato il centro e prendere il centro con i 2 pedoni, questa prende il nome di dream position, cioè quando il tuo avversario ti lascia fare quello che vuoi, facciamolo. Questa mossa è un po' troppo avventurata, abbiamo deciso di difendere questo punto con l'alfiere, ha aumentato gli attacchi su questo punto e ok, a questo punto ho deciso semplicemente di difendermi. Ho giocato cavallo di 2, forse non era la mossa migliore al mondo. La donna è andata qui per attaccare il punto G2, ma si è messa sotto a raggi X dell'alfiere e qui ho deciso una tranquillissima donna F3 che va bene. Alfiere qui mi ha fatto un grande aiuto perché adesso ho la spinta del pedone C3 e qui ancora una volta ha complicato la situazione. A volte, ragazzi, a scacchi si vince semplicemente facendo le mosse normali. Qui gioco C3 per minacciare l'alfiere, riporto l'alfiere a casa e buonanotte. Facendo invece complicazioni, adesso spingo questo che poi gli faccio. In realtà a volte se non calcoli bene hai perso solo un alfiere gratis. Qui idem, qui ok, H4 forse non è la mossa migliore del mondo, però anzi no, in realtà al computer piace, quindi piace anche a me. E qui dopo pedone per. Ovviamente se la partita fosse continuata in questo modo, ora addirittura avrei potuto scegliere di catturare sia il cavallo o l'alfiere, ma supponiamo dopo una cattura di alfiere mi sarei ritrovato in una situazione in cui ho 4 pezzi leggeri contro 2, quindi sarei andato in vantaggio di 2 pezzi, ok? Quindi ancora una volta si vince semplicemente giocando in maniera easy, solida, standard, niente mosse alla Carlsen o alla Garry Kasparov, siamo agli inizi, quindi bisogna essere solidi.